Buonasera, buonasera, ben ritrovati, buona Pasqua a tutti voi telespettatori di Antenna 3. E allora iniziamo proprio con il messaggio di Pasqua. In una nostra intervista esclusiva il Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, ha toccato molti temi di attualità, a partire dalla guerra in Ucraina, ma temi anche inerenti alla vita della città, guardando anche al cammino sinodale e ai fedeli delle chiese di tutto il nord-est. E per Antenna 3 ha concesso che l'intervista si tenesse in esclusiva all'interno della Basilica di San Marco, il cuore della città di Venezia e della fede cristiana. Allora sentiamo le parole di Monsignor Moraglia raccolte dal nostro Lorenzo Maier. Grazie al Patriarca Monsignor Francesco Moraglia, che oggi per questa intervista di Pasqua ci dà l'opportunità e l'occasione di poter fare l'intervista in un luogo così speciale, la Basilica di San Marco. Patriarca Francesco, buona Pasqua. Grazie altrettanto a tutti. Che Pasqua è questa per Venezia? Una Pasqua bella, perché la Pasqua è sempre bella e ci trova sempre desiderosi di accogliere un messaggio che noi dobbiamo vivere poi nelle nostre relazioni cittadine, in una città che è bella ma che deve anche pensare di diventare una comunità capace di relazionarsi, quindi l'accoglienza della vita, la formazione dei ragazzi, la custodia della famiglia. Ecco, tutte realtà che la Pasqua può in qualche modo irrorare, può beneficare, può far risorgere. Credo che la città di Venezia sia bella per la sua storia, sia bella per l'arte, sia bella per l'ambiente, per il creato che esprime, ma deve diventare bella anche come comunità, magari ristretta nel numero, una comunità viva, una comunità che è fatta di tante famiglie, le famiglie sono fatte di tante persone e solamente queste persone e famiglie possono fare la nostra città. C'è stata questa ripartenza per Venezia, secondo lei? C'è stata una ripartenza certamente dal punto di vista economico, dal punto di vista della vita lavorativa, ma dobbiamo chiederci se c'è quella che è la ripartenza più importante, che è quella a cui facevamo accenno prima, cioè il rinnovare le relazioni umane, e il cristiano sa che le relazioni umane si rinnovano proprio a partire dall'umanità di Cristo. Vede attenzione da parte della politica, da parte della società civile su Venezia? Vedo un'attenzione che sarebbe sbagliato dire che non c'è, che però poi ha dei tempi di realizzazione e quindi aspettiamo che questa attenzione, che ripeto vedo, si traduca anche in tempi certi di interventi. Penso che le emergenze siano tante. Una, prima di tutto, è l'emergenza famiglia, l'emergenza educazione e trasmissione di valori da parte dei genitori, da parte delle generazioni precedenti ai nostri ragazzi, ai nostri adolescenti, ai nostri giovani. Penso che questa sia la sfida delle sfide, sulla quale poi anche questioni economiche, anche questioni sociali possono certamente trovare una risoluzione buona. E la guerra, che è sempre presente purtroppo, ci preoccupa tutti. La guerra dice che l'umanità da sola fatica e la logica del più forte regge in certi periodi storici e fa tacere le armi, in altri periodi storici non regge e allora si crea la guerra, perché manca quella giustizia sociale, quel rispetto delle leggi internazionali che sono anche scritte sulla carta, ma che gli uomini non hanno la forza di vivere e di applicare. Queste le parole del Patriarca di Venezia. Da Pasqua parte il periodo d'oro per il turismo in città. Gli albergatori sono soddisfatti. Una Pasqua così a Venezia non si vedeva da parecchi anni. La città è presa d'assalto anche grazie al ritorno in laguna dei turisti americani. Le previsioni degli albergatori, come sentiamo dalle parole del direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa, sono dolci e ottime. E Pasqua apre le danze anche di un periodo di aprile e maggio d'altissimo livello.
Abbiamo una previsione sul sabato-domenica del quasi tutto esaurito e sicuramente un tasso di occupazione molto alto anche per Pasquetta. Non è soltanto la festività che porta i turisti a Venezia, ma è anche il fatto che Venezia continua ormai da mesi a essere una destinazione molto gettonata dai flussi turistici internazionali. Non sono solo gli italiani che vengono, anche se sicuramente sono aumentati rispetto al passato, ma sono anche i turisti internazionali che sono tornati, a cominciare dagli statunitensi. E quindi una previsione positiva che si estende però anche al mese successivo, perché per il periodo tra il 16 e il 21 di maggio sarà difficilissimo trovare stanze, perché ormai sono tutte prenotate dalle delegazioni e dai turisti che vogliono partecipare all'inaugurazione della Biennale. Insomma, dopo mesi difficili dall'acqua alta eccezionale del novembre 2019 alla pandemia, a Venezia sembra essere finalmente tornato il sereno e un buon vento in poppa. Ci troviamo di fronte a una situazione assolutamente positiva, i prezzi sufficientemente elevati, tali da consentire il pagamento non soltanto della bolletta energetica aumentata del 600%, ma anche la possibilità di reggere il passo col tasso di inflazione elevatissimo e quindi con l'aumento dei costi per gli albergatori. E quindi un futuro che per il momento si preannuncia roseo e speriamo possa mantenersi grazie alle belle manifestazioni. Voglio segnalare il Salone Nautico organizzato dal nostro sindaco e quindi speriamo possa continuare anche nei prossimi mesi. La Pasqua tra chi lavora e chi ai viaggi preferisce restare a casa per risparmiare sui costi del carovita. Abbiamo raccolto allora le parole dei mestrini in centro città in questi giorni tra le previsioni di Pasqua e Pasquetta. Sentiamoli. La valigia pronta per la partenza ce l'hanno davvero in pochi. La Pasqua 2023 sembra essere quella del vorrei ma non posso, per vari motivi, soprattutto economici. Gli aumenti dei prezzi e l'inflazione alta costringono a rinunciare ai progetti. Rimango a casa. Rimango a casa e basta. Perché questa scelta, se non sono indiscreto? Ma un po' perché è costoso, sta diventando un pochino troppo costoso, diciamo. Sì, non vedo molte attrattive, ecco, in questo momento. Personalmente rimango a casa. C'è anche chi a Pasquetta lavorerà, viene da lontano e vorrebbe rientrare in famiglia. Io lavoro qua da almeno 1 annetto e mezzo a Venezia, sono siciliana, vorrei tornare dalla mia famiglia ma non posso perché ovviamente devo lavorare, no? Pasqua, Pasquetta, ovviamente abbiamo orari un po' da centro commerciale perché lavoro in galleria e quindi Pasquetta sicuramente lavoro e Pasqua libero, fidanzato. Casa. Perché, se non sono indiscreto? Perché mi hanno detto dopo 90 anni meglio sta a casa nostra. Boh, a saperlo. Non lo sappiamo. E poi c'è il litorale di Jesolo che fa i conti con la stagione anche che sta per aprirsi in modo ufficiale e con le cifre fino ad ora. Luigi Pasqualinotto è stato confermato alla guida del consorzio di imprese turistiche Jesolo Venice. È al 3° mandato in un ente che raggruppa tutte le realtà imprenditoriali della cittadina balneare, occupandosi di promozione, organizzazione grandi eventi, comunicazione. Il primo obiettivo è farne una città da vivere non solo in estate. Un allungamento stagionale puntando ovviamente sugli eventi sportivi in pre e post stagione, un innalzamento dell'immaginario collettivo per quanto riguarda tutti i prodotti enogastronomici, la parte di un ecosistema agroalimentare che possiamo offrire per destagionalizzare e proseguire insomma nella parte di promozione all'estero con il progetto di Venice Sands. Un obiettivo condiviso anche dall'amministrazione comunale. Rendere una città il più possibile attrattiva in tutti i mesi dell'anno, sapendo che lo faremo con ritmi diversi, però questo è un po' l'indirizzo che ha questa amministrazione, quindi quello di creare eventi e creare attrazioni lungo tutto l'anno e dall'altro lato chiediamo la collaborazione ovviamente degli operatori che ci devono supportare su questo, sapendo che non ragioniamo da soli, ma dobbiamo essere pronti a sederci sui tavoli sovracomunali, quindi in primis con la Costa Veneta, che secondo noi è un grande plus valore di questo territorio per portare a casa turisti e poi distribuirli sul nostro territorio. Il consorzio è al lavoro da tempo anche al progetto Jesolo Destination for All, con l'obiettivo di farne una città completamente inclusiva.
Iniziamo peraltro una seconda fase del percorso di formazione sia per quanto riguarda l'aspetto degli alberghi, della ricettività, ma anche per esempio della spiaggia, per rendere la città insomma a misura di chi ha qualche problematica che non è necessariamente una disabilità, ma deve essere un'inclusione a tutto tondo rispetto a chi ci viene insomma a trovare. Adesso torniamo a Mestre e a Venezia per parlare delle nuove piste ciclabili in arrivo, attesa per quest'estate la continuazione della nuova pista green che dal Ponte della Libertà porterà fino al Tronchetto, appunto sempre a Venezia. L'amministrazione comunale sta lavorando 24 ore al giorno per poter completare alcuni interventi, penso al grande Parco San Giuliano, ma penso anche alla sfida che ci sta aspettando, che è quella del Bosco dello Sport. PNRR come opportunità di finanziamenti e investimenti per il nostro territorio, anche con progetti di riqualificazione urbana nel binomio con una mobilità più sostenibile e sempre più green, ovvero più piste ciclabili, così l'assessore Zaccariotto. Che sono ad esempio legati alla riqualificazione dei forti, perché possano essere questi degli interventi legati a un turismo sostenibile, tra loro collegati ad esempio con le piste ciclabili, e che quindi costituiscano delle opportunità di diversificare il turismo e anche di distribuirlo da un punto di vista di flussi in quella che è la città antica e quella che è la parte della terraferma. In crescita, infatti, l'investimento dell'amministrazione comunale in materia di cicloturismo. Siamo passati oggi da 115 a 160 chilometri di pista ciclabile, l'obiettivo è di poter arrivare a 250 chilometri. Abbiamo fatto delle piste ciclabili molto importanti, quindi penso a quella che va dal Forte Marghera, San Giuliano, San Marco, che ci lega poi con il Ponte della Libertà, un'altra pista assolutamente molto importante che quest'estate vedrà una continuazione, quindi dal Ponte della Libertà potremo arrivare fino al Tronchetto e da là prendere il ferry boat. Il mito del buon governo è il titolo della riflessione sulla situazione italiana, con un occhio evidentemente all'autonomia, contenuta nell'ultimo libro del costituzionalista Mario Bertolissi. Purtroppo, se si guarda le cose come vanno, ogni giorno trova conferma del fatto che in Italia il buon governo è un mito. Fine studioso e conoscitore della res pubblica, il mito del buon governo è il titolo della riflessione condotta dal costituzionalista Mario Bertolissi dall'8 marzo 2020, inizio del lockdown in Italia, all'8 marzo 2022. Un libro che porta questo sottotitolo: Una Repubblica ostaggio di Don Abbondio, Don Ferrante, Donna Prassede, Azzecca Garbugli, perché a mancare all'amministrazione del bel paese è proprio quella dimensione etica, civile e religiosa di cui sono intrise la vita e l'opera di Alessandro Manzoni. Manzoni è un autore amato dagli italiani. Gli italiani non lo sopportano. Perché non lo sopportano? Non lo sopportano per il suo rigore morale. Non fa sconti, ma non è che fa sconti perché ti giudica, ti pone i criteri perché tu giudichi l'altezza o la bassezza di come ti comporti quotidianamente. Noi siamo più o meno gli eredi del Marchese del Grillo. Straordinarie energie, grandi solisti. La squadra è sempre deficitaria, ma è, ripeto, la squadra organizzata in modo particolare dal centro del sistema, centro del paese, che è Roma con tutte le sue tradizioni. Un'Italia che funziona grazie alle individualità. Non dobbiamo confondere l'alto rendimento di persone, famiglie e imprese, e cioè di tutto ciò che proviene dalla società e proviene dal singolo, che opera da solo oppure che opera insieme ad altri. Il buon governo è quello delle istituzioni e noi stiamo sperimentando per l'ennesima volta la fondatezza di questa affermazione. Lei in questi giorni sta registrando un dibattito negativo sul PNRR. Adesso si stanno accorgendo che probabilmente vi sono delle disfunzioni, che i tempi non saranno rispettati, cioè che ci sarà la solita disorganizzazione. Perché fino a quando si tratta di dire faremo, fin lì può anche andare. Invece è su il facciamo che
che sempre è stata una tragedia. La sanità è entrata in funzione in questi giorni all'otorinolaringoiatria dell'ospedale di Portogruaro una nuova strumentazione che consente l'esecuzione degli esami audiometrici nei bambini a partire dai 2 anni e mezzo. Per il direttore del reparto Alessandro Abramo il rilievo della sordità e la sua quantificazione nei bambini più piccoli non possono essere eseguite mediante metodiche che richiedono una collaborazione attiva. Quindi la soluzione più efficace è basarsi sul gioco. Si tratta di una modalità peep show, spiega, ossia al piccolo paziente viene insegnato a premere un pulsante per far partire un cartone animato, ma solo in presenza di un suono. Quando il bambino ha appreso la sequenza è possibile variare e modulare i suoni fino a ottenere una curva audiometrica affidabile. Torniamo a parlare di Venezia, della Mostra del Cinema di Venezia. Il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Barbera, illustra nel prossimo servizio i motivi che lo hanno portato alla proposta condivisa dalla Biennale di assegnare il Leone d'Oro alla carriera alla prossima Mostra del Cinema alla regista italiana Liliana Cavani e all'attore Tony Leung, già interprete di 3 film che a Venezia hanno vinto il Leone d'Oro. Il Leone d'Oro alla carriera alla regista Liliana Cavani è una grande gioia per tutto il cinema italiano, mentre il riconoscimento all'attore Tony Leung va a premiare un interprete di 3 film che a Venezia hanno conquistato negli anni passati il Leone d'Oro. Il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, illustra i criteri che hanno portato la Biennale di Venezia, su sua proposta, a conferire il Leone d'Oro alla carriera a 2 grandi nomi del cinema internazionale. Liliana Cavani, che ha da poco compiuto 90 anni, ma è ancora attivissima, appena ha completato un nuovo film e sta già pensando al prossimo. Ha sempre lavorato in direzione ostinata e contraria rispetto al mainstream del cinema italiano che conosciamo bene. Si è sempre interrogato sui grandi temi dell'individuo e della sua posizione all'interno della società. Lo ha fatto con film spesso radicali, talvolta incompresi, in qualche caso addirittura osteggiati. È una carriera straordinaria a cui rendiamo omaggio con questo Leone d'Oro meritatissimo. Poi ecco un'altra star che sarà protagonista sul red carpet dell'80ª Mostra del Cinema a Lido dal 30 agosto al 9 settembre. L'altro Leone d'Oro va alla più grande star del cinema asiatico degli ultimi 30-40 anni, Tony Leung, famosissimo almeno per un capolavoro come In the Mood for Love di Wong Kar-wai, che valse a Tony Leung il premio per la migliore interpretazione al Festival di Cannes. Ma Tony Leung, che ha girato moltissimi film di genere, ma anche molti film d'autore, non è ignoto al pubblico veneziano, perché è stato il protagonista di 3 film che hanno vinto altrettanti Leoni d'Oro: Ciclo di Tran Anh Nung, Città dolente di Hou Hsiao-hsien e Lussuria di Ang Lee. È una star conosciutissima da tutti i pubblici di quell'immenso continente che è il sud-est asiatico, ma ha grandi estimatori anche tra i registi e tra il pubblico occidentale, e quindi per noi è un grande piacere accoglierlo di nuovo a Venezia dopo alcuni anni di assenza. Siamo in chiusura di questo telegiornale, non mi resta che rinnovarvi gli auguri di buona Pasqua. Vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. L'atmosfera potrebbe risultare ancora instabile nella domenica di Pasqua, con rischio di una locale variabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto inizialmente in mattinata cielo coperto con occasionali piovaschi sparsi. A seguire più sole con maggiori rasserenamenti. Possibile ancora qualche pioggia sui monti e fin verso le pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 2 e 8 gradi, massime invece comprese tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia.
Anche in questo caso avremo una nuvolosità variabile con possibili precipitazioni locali, specie sulla zona montana. Qualche rovescio pomeridiano anche in pianura. Altrove bel tempo. Temperature minime tra 1 e 9 gradi, massime sui 13-14 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di sole e nubi e possibilità di alcuni deboli rovesci, specie sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime intorno ai 4-5 gradi, massime sui 15-16 gradi all'incirca. L'aggiornamento meteo per ora termina qui. A tutti voi gli auguri di una buona Pasqua. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.